a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazione e non solo. Oggi in questa prima puntata condividiamo un'esperienza di migrazione di andata e ritorno, una storia moderna che tanti giovani bellunesi decidono di intraprendere, studiare all'estero. Parleremo oggi con un giovane bellunese che è arrivato in Argentina da Belluno. Sentiamo adesso Lorenzo Dell'Otto. Ciao Lorenzo, è un piacere averti oggi qui con noi. Benvenuto nel nostro programma. Come va? Ciao Ernestina, tutto bene, grazie, è un piacere essere con te. Ecco, stupendo. Lorenzo, così i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio AVM, Voce delle Dolomiti, ti conoscono. Perché non ti presenti? Raccontaci un po' di te, dai. Allora, buonasera a tutti, io sono Lorenzo Dell'Otto e abito a San Vito di Cadore, che è un paesino nelle Dolomiti Bellunesi, alle porte di Cortina d'Ampezzo. E qui sono nato, ho fatto le scuole a Pieve di Cadore qua vicino e poi ho fatto l'università a Venezia e a metà del quarto anno ho deciso di andare in Argentina, che è poi il motivo per cui sono qua a parlarvi questa sera e anche la ragione per cui ho conosciuto l'Associazione Bellunesi nel Mondo di Belluno. Ecco, beh, sono certamente molto, molto interessata. E tu come hai raccontato, hai avuto un'esperienza che è un'esperienza all'estero, no? Che può considerarsi dentro le migrazioni moderne come un'esperienza di migrazione vera e propria, no? Una di andata e ritorno. Com'è che nasce questa tua esperienza qui in Argentina? Allora, io a Venezia ho studiato storia contemporanea, sia in triennale che poi alla magistrale, e finito il quarto anno mi sembrava che così le materie di studio fossero un po' troppo incentrate sulla storia europea. E fatalità, parlando con un professore, mi hanno informato che c'era un progetto di collaborazione tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università Nacional del Litoral di Santa Fe in Argentina. E allora ci ho pensato su, ma neanche tanto, insomma, perché ho un po' il gusto dell'avventura e quindi ho deciso di iscrivermi al progetto e un po' così alla garibaldina, come si suol dire, sono partito e sono arrivato a Santa Fe, insomma. Ecco, per chi ci sta sentendo e forse non conosce Santa Fe, è una bellissima provincia del nostro paese, dell'Argentina, che è vicina a la provincia di Buenos Aires, dove si trova la capitale del paese. Tu, Lorenzo, sapevi qualcosa dell'Argentina prima di arrivare qui? No, per me l'Argentina era calcio, carne e colonnelli, purtroppo, quindi una visione molto riduttiva del paese. E la Patagonia, ovviamente, visto che vengo dalle montagne mi ero già rifatto gli occhi. E non parlavo neanche spagnolo in realtà, quindi in realtà i primi mesi, prima di partire, ho studiato un po' velocemente la lingua, però sono arrivato a Santa Fe veramente che non parlavo niente. E devo dire che è stata un po' una sorpresa perché uno è convinto che si sa che gli argentini sono tutti discendenti dagli italiani e quindi pensavo che parlassero come seconda lingua un po' l'italiano, invece assolutamente, diciamo fuori che dello spagnolo si tende a non parlare tanto l'italiano. Comunque, per fortuna, lo spagnolo che si parla in Argentina e a Santa Fe in particolare è abbastanza calcato sull'italiano, quindi per capirsi non è mai stato un problema. Poi per iniziare a parlare ci è voluta qualche settimana, ma insomma devo dire che è andata bene perché dopo pochi giorni in realtà ho iniziato le lezioni e insomma lì riuscivo anche a scrivere, a farmi capire abbastanza bene, insomma. Certo è stata una bella sfida, ecco. E soprattutto è stato un grande paese, tutto da scoprire per me, perché appunto non conoscevo i dettagli. Non l'avevo neanche mai sentita nominare, Santa Fe, quindi me l'ero cercata su Google e anche solo arrivarci, pur non con le navi ma con gli aerei, è stata una cosa complicata, insomma. Immagino. Tu che percorso studiavi qui all'Università di Santa Fe? Allora, ho studiato sempre storia contemporanea, però argentina, quindi problematica contemporanea dell'Argentina e problematica contemporanea del Latino America, sostanzialmente questi due corsi, che era un po' proprio quello che volevo fare un attimo per uscire non solo dal percorso di studi europei, ma proprio anche un po' dalla mentalità europea. E devo dire che mi sono trovato molto bene, insomma, ho imparato
sacco di cose ed è stato veramente molto, molto interessante. E sapete che per l'Europa c'è il programma Erasmus, quindi oggigiorno andare a studiare all'estero non è più tanto complicato in realtà, anzi è una cosa molto facile, per certi versi anche inflazionata perché lo fanno in tanti, però appunto per il tipo di studi che facevo io si sarebbe, sempre qualcosa di stampo europeo, no? E quindi ecco la volontà di uscire un po' da questo binario un po' mainstream, per utilizzare una brutta parola, è stata una bella scelta di cui sono stato molto contento, assolutamente. Sono contenta anche di sentirlo, ma com'è stato inserirsi, diciamo, in quella nuova città? Hai incontrato qualche sfida? Sì, assolutamente. Allora, a parte il fatto linguistico, il fatto di doversi trovare a casa, ma devo dire la cosa che mi aveva colpito appena messo piede fuori dall'aeroporto di Santa Fe proprio, è stata la dimensione. In Argentina è tutto grandissimo. Uno nasce con, noi in Europa, qui col mito degli Stati Uniti dove tutto è grande, eccetera, eccetera. Però anche l'Argentina è America ed è proprio l'America a essere grandissima. E quindi anche io venivo da Venezia dove tutto si fa a piedi, si cammina tanto perché è tutto piccolo e tutto vicino, però e doversi orientare in una città che bene o male ha proprio altre dimensioni è stata sicuramente la prima sfida. E, però devo dire che ho tuttora un ricordo molto positivo degli argentini perché mi hanno aiutato in tantissimi. Da bravo turista europeo, quello ero, camminavo con la mappa sul cellulare e cercavo di orientarmi. E ricordo che in più occasioni la gente proprio faceva la battuta, mi salutava, mi chiedeva se poteva essere d'aiuto e mi hanno indirizzato, insomma, per farmi orientare, insomma, a Santa Fe, ma soprattutto a Rosario, quindi un'altra città che ho dovuto imparare a conoscere da zero e nella quale mi recavo appunto per fare tutti i documenti per poter rimanere in Argentina, il visto turistico, la residenza provvisoria, insomma. E, e sì, e questo veramente è stato un fattore determinante e forse anche uno dei più belli che ha caratterizzato la mia esperienza, proprio il calore umano degli argentini verso un estraneo, perché io ero così, e poi a maggior ragione quando mi presentavo e dicevo che venivo dall'Italia, allora quello era proprio un fattore di cambiamento, ecco. Eh sì, beh, sono contenta anche che per te sia stata una bella esperienza, anche molto accogliente. Hai parlato degli argentini, ma hai trovato per caso altri italiani, qui altri bellunesi, veneti a Rosario? Allora, no, nel senso che io ero in Argentina con una mia compagna di studi e un professore italiano, però sì, ci frequentavamo e molto all'università, al Pozo, come si chiama la sede dell'Università Argentina per gli studi umanistici, però dopo per il resto cercavamo di fare un po' vita per nostro conto, un po' per imparare più velocemente la lingua, perché tra italiani si finiva sempre per parlare in italiano e no, non era di gran aiuto. Ho trovato un altro studente italiano a Buenos Aires, però quindi proprio appena atterrato in aeroporto, e per il resto no, altri italiani no, però devo dire che è andata molto bene così, nel senso mi sono fatto 13 ore di volo per conoscere un'altra realtà, insomma i miei conterranei li trovo anche a casa, ecco. Eh sì, no, ma forse trovavi, hai visto che già ti faccio un'altra domanda, no? Hai visto un po' quella italianità che dicono che abbiamo qui in Argentina, nel nostro paese? Hai trovato un po' dell'Italia? Assolutamente sì. Uno è convinto che prendere e andare dall'altra parte del mondo si faccia prendere un po' dalla nostalgia, oppure si senta un po' stranito, no? Da un ambiente così diverso per certi versi. In realtà no, io a un certo punto avevo realizzato che di fatto mi sentivo in Argentina come in una parte d'Italia dove si parla una forma un po' particolare di italiano, che è lo spagnolo, ma se no per il resto assolutamente la mentalità è molto italiana, l'affetto, il modo di relazionarsi delle persone è assolutamente molto italiano. Quindi decisamente sì, siete un paese molto italiano. Sì, beh, almeno confermiamo. E dimmi, c'è qualcosa che ti sia colpita di più, qualcosa che ti sia sembrata strana o curiosa dell'Argentina? Diciamo una cosa preferita e forse una cosa meno preferita o un po' strana, un po' diversa dall'Italia, no? Ma la cosa diversa è un po' l'attitudine delle persone, nel senso noi nel vecchio
continui purtroppo a essere un cicinin pessimisti sul futuro, sull'avvenire. Siamo per certi versi, soprattutto noi italiani, un paese orientato sulla popolazione più anziana. Invece in Argentina vedo che anche i miei coetanei avevano veramente tutto un altro spirito di intraprendenza e tante altre possibilità, magari non subito oggettive, però per esempio un'assistenza da parte delle istituzioni, un incentivo a mettersi in proprio, andare a vivere da soli, così. E quindi il fatto di sentirsi in un paese comunque giovane, questo mi aveva colpito molto ed è una cosa che invidio molto. Poi anche la flessibilità mentale. Ai tempi mi aveva colpito moltissimo che per esempio all'Università di Santa Fe ci fosse tutto un dipartimento per lo studio a distanza. L'Argentina è un paese grande 9 volte l'Italia, quindi le distanze sono enormi e spostarsi per studiare era immagino, un affare serio. E in questo a me non sarebbe mai venuto in mente, mi sembrava una cosa veramente rivoluzionaria. Poi è arrivato il Covid e anche le università italiane hanno dovuto attrezzarsi per l'insegnamento a distanza, però gli argentini c'erano già arrivati, quindi veramente una cosa meravigliosa. E una cosa un po' che non invidio degli argentini, un po' il sistema burocratico, queste lungaggini, è veramente una cosa a cui noi non siamo tanto abituati, pur venendo dall'Italia, voglio dire che non è esattamente la Svizzera su certe cose. Ecco, sì. Però, ecco... Ti capisco, dai, no. Un argomento sul quale forse, diciamo, è uno dei miei preferiti, la gastronomia. Qualche ricetta, qualche tradizione, forse argentina, che ti sia piaciuto di più? Ma allora, devo dire, lì in Argentina sono stato praticamente adottato, tra virgolette, da una famiglia di argentini e quindi ho mangiato spessissimo a casa di argentini doc. E la cucina praticamente come la nostra, le torte salate, la pasta, la carne, quindi veramente meglio che a casa per certi versi. Poi chiaramente appunto a proposito di carne voi avete tutto un filone vostro che rimpiango tantissimo perché qua non si trova la tradizione dell'assado fatto a qualsiasi ora del giorno o della notte, a prescindere che uno abbia la casa col giardino oppure un appartamento con un terrazzino, si mette il barbecue sul terrazzino, si fa carne alla griglia tutta la notte. Questa è veramente una cosa che mi aveva colpito tantissimo. E poi cosa? Vabbè sì, il mate che ho imparato a bere all'università, una cosa che all'inizio fa un po' senso perché queste bombiglie, questi bicchierini fatti col seme essiccato del mate che girano dai professori e gli alunni, tutti bevono dalla stessa cannuccia, è una cosa a cui bisogna un attimo un po' abituarsi. Ma tranquillo che, diciamo, scusa se ti interrompo, ma giusto mi viene da dire il mate, no? Con la pandemia, con il Covid, sfortunatamente si è fermata un po' quell'abitudine di condividere il mate, di passare, diciamo, un mate con tutto il gruppo. Ora ognuno ha il suo proprio mate e beve il mate. Quindi se torni in questo tempo, diciamo, in Argentina, già quella abitudine non la vedrai così tanto, mi permetto di dirlo anche per raccontarlo ai nostri ascoltatori. Ma dimmi adesso per il dolce, per esempio, hai assaggiato gli alfajores? Gli alfajores santafesinos, certo. Tutti, santafesini che sono buonissimi, ma anche altri che sono, incredibile. Empanadas hai assaggiato? Ti faccio la lista, dai. Empanadas. Certo che sì, a Rosario. Ti sono piaciute? Le empanadas? Buonissime. Buonissime. Le mangiavo sempre ai take away quando dovevo girarmi la città. Bravo. E poi? Di carne e di prosciutto e formaggio soprattutto. Vabbè, buonissime, condivido. Una domanda che anche facciamo tutti gli italiani, la pizza. Pizza italiana, pizza argentina, sono un po' diverse. Hai visto quella differenza? Sì. Accompagnateci prossima settimana per continuare a scoprire insieme questa storia di migrazione moderna. Vi aspetto qui su Radio ABM e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.